Amici delle Edicole di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta dal Pala Valencia di Vibo per trasmettervi un altro dei derby calabresi, quello tra la Tonno Callipo Calabria Vibo Valencia e la Jolly Cinquefrondi. Siamo come sempre io al commento, Gabriele Bonini e Renato Gallo. Buonasera, buonasera a tutti. E alla regia Annalisa Gallo. Slow motion, grafiche. E cos'altro fa Annalisa? Le grafiche sono mie, Renato, non ti prendere. No, grafiche le manda. Le grafiche le manda. sono di Gabriele. Allora, Pala Valencia, il palazzetto della Serie A della Tonno Callipo, che ieri è andata in scena perdendo 3-0 contro Modena dei fenomeni in Capet, e Bruno, l'alzatore titolare del Brasile. Stasera saranno in scena i giovani della Tonno Callipo, in classifica ancora a 0 punti, e il Cinquefrondi capolista avanti rispetto al Pozzallo che sta giocando in questo momento, è avanti 1-0 con il Conad Lamezia, quindi anche un altro scontro diretto. Forse il secondo set, ma non abbiamo ancora risultati. Il primo set era finito 25-19 se non mi sbaglio. Arbitri dell'incontro: il primo Cancelliere Giuseppe, il secondo Persia Giuseppe. Cinquefrondi che si schiera con il solito 6. Sì, vediamo la formazione della Tonno Callipo. Abbiamo il numero 1 Paradiso, numero 4 Raffaele, numero 10 Barbera, numero 5 Morelli, numero 8 Salmena. Conosciuto Salmena, vero Gabriele? Sì, l'ex della partita, fatto quante stagioni? Mi pare una con la Jolly. Ecco che Paradiso, prima palla Giovanni Chillemi, tocco del muro, non c'è copertura alle spalle. E Fotti era l'altro, che non vedevo la maglietta. Adesso al servizio Samuele Aprile per la Jolly Cinquefrondi, avanti 1-0. Tacco Callipo ricevuto da Matteus Dallagnol. Bellucci sceglie e trova l'opposto cinquefrondese, copre il muro, poi c'è la schiacciata. Matteus Dallagnol presa, poi il free ball da parte della Jolly. Tocco del muro, non ci arriva Matteus Dallagnol. Intanto il numero 14 Barbuto, il libero. Mi mancava un numero. Mentre si appresta il numero 5 Morelli. Jump float. Salomone. Chillemi passa con una diagonale in posto 5 Gabriele. Sì. 4. Laganà è pronto al servizio per la 5. Jolly. Da posto 4 Laganà. Solita jump spin molto forzata. Morelli alza doppia per Salmena. Ancora Laganà. Stavolta la palla si ferma sul nastro. Dicevo, Tonno Callipo ancora a 0 punti in classifica, con tutte le partite perse per 3-0. Salmena al servizio, vecchia conoscenza. Si ferma anche questa palla sulla rete. Siamo in diretta anche su Piana TV, Gabriele. Sì, salutiamo anche tutti quelli che ci stanno seguendo sulla televisione. Giovanni Chillemi al servizio.
anche lui la forza sul libero. Sì, Barbuto non riceve bene. Giovanni Chillemi. Matteos dall'Agnol, Murato è in campo. Rientra Paradiso, cambio con il libero Barbuto. 3-4 al Pala Valencia. Foti al servizio, al salto. Tocca. Sì, nettamente. Sì. Ha lanciato troppo in avanti la palla. Un errore che si vede poco ormai. Nardi al servizio per la Jolly, si conta i passi. Andrà alla battuta forzata. Pronto Persi, il secondo arbitro. Pronto anche il primo che fischia. Nardi può partire. Per un attimo. Sì. Danza la palla sul nastro ma ricade in campo della Jolly. 4-5 quindi. Barbera al servizio. Tocca anche lui. Barbera. 2 errori consecutivi della Tonno Callipo toccano la linea mentre vanno a saltare i giocatori. 4-6. Jolly adesso sì, in +1. Bellucci al servizio. Salmena in tuffo. Prende Bellucci. Matteos dall'Agnol, tocco del muro. Salmena recupera. Morelli. Palla spinta. È out. Sì. Mani fuori quindi. Mani su fuori. questa palla spinta. Sì. Chi era il numero 4? Raffaele? Sì, adesso quando è entrato servizio, Raffaele? Non l'ho segnato. Salomone, non Samuele, bello. Samuele, infatti. Palla spinta di Samuele Aprile. Matteos dall'Agnol al servizio. Out. Forte. Troppo forte la palla di Matteos dall'Agnol, permette il 6º punto alla Tonno Callipo. Paradiso al servizio. Anche lui jump float, però qualcuno nella Jolly è partito prima, se ne è accorto subito il secondo Persia. Polimeni cerca spiegazioni. Forse il fallo è stato di Samuele Aprile. Sì, fallo di Samuele Aprile. Non abbiamo il replay. Ok, 7 pari. Di nuovo Paradiso. Questa volta è out. Esce Paradiso, rientra il libero Barbuto. Samuele Aprile al servizio, il centrale di Polistena. Out. Troppi errori in battuta, sì, sia nella Jolly sia nella Tonno Callipo. In pratica si stanno giocando il set così, con gli errori al servizio. Morelli al servizio per la Tonno Callipo. Su Salomone. Primo tempo molto imperioso di Nicolas Nardi che buca il Pala Valencia. Adesso Jolly che torna al servizio con il suo numero 14, Lagana. Forzata Raffaele. Morelli per il primo tempo, palla spinta, ma c'è Salomone che fa guardia. Lagana, tocco del muro. Salmena schiacciata, Salomone
Lagana troppo dietro la palla, Raffaele, Morelli, Salmena di nuovo ci prova, copertura, mani fuori di Salmena. Lunga azione al Palla Valencia, Sì, grandi scambi tra le due squadre. Finalmente un po' di gioco dopo sì, tutti gli errori. si sono svegliate le due squadre. 8-10, ancora Lagana al servizio per la Jolly. Stavolta anche questa si ferma sul nastro, abbiamo parlato troppo presto. Ancora un altro errore al servizio, punto quindi della Tonno Callipo. E il nostro piccolo ex al servizio, Salmena, si ferma. Sbaglia di nuovo. anche lui, Sì. incredibile. Solo errori in questo set. 9-11. Al servizio per la Jolly il capitano Chillemi. Palla Salmena, flottante, la palla poi torna nel campo della Jolly. Nardi salta e manda subito la palla alla sinistra, Giovanni Chillemi al servizio. 9-12. Sempre Barbuto lì. di nuovo, palla out. Eh sì, non perfette le ricezioni della Tonno Callipo, infatti adesso chiede time out il coach Chirumbolo. Sì, abbiamo Chirumbolo e Amerato il secondo. Diamo un'occhiata allora alle partite di oggi. Abbiamo Eric Pozzallo Conad, che abbiamo detto prima, e Letoianni contro il Partanna. Chirumbolo intanto arrabbiatissimo con i suoi. Sì. Vediamo se c'è aggiornamento dai campi. Chillemi di nuovo al servizio. 9-13. 2-0 Pozzallo intanto. Salmena. Fortissima. Sì. 10 Barbera. Stavo dicendo 2-0 Pozzallo, un match importante per la classifica. 2-0 Pozzallo. Questo sì. Pozzallo che ha avuto tra l'altro 2 scontri diretti consecutivi. Prima la Jolly ha perso 3-0, ora con Adlamezia. Palla che tocca il nastro, Samuele, sì. Mateus Dallagnol. Invasione, sì. Sì. Non solo ha toccato l'asta la palla, ma ha pure toccato con il suo braccio Mateus sulla rete. Foti era forse troppo vicina la palla alla rete. Foti al servizio. Salomone, primo tempo, imperioso di nuovo di Nicolas Nardi. Si stanno trovando i centrali con Bellucci. Lo stesso Nardi ora al servizio. Come sempre conta i passi prima di effettuare la sua spin. Out. Troppi passi ha contato. Eh sì. Tra l'altro non ha fatto una palla flottante, non spin. Intanto Barbera. Troppo lunga però. L'alto Barbera. Spin Giovanni su Chillemi recupera Matteo Salagnol, si ributta di là, free ball per la Tonno Callipo, il libero Barbuto su Paradiso, tocco del muro. Una bella esecuzione della Tonno Callipo che riceve bene e sfrutta questa free ball. Si fanno sentire i pochi tifosi del Cinquegrano. Folto pubblico accorso qui sugli spalti.
ancora spin, stavolta riceve Salomone, vediamo, Matteus Dallagnol, in c'è la copertura, Salmena, ma troppo lunga, c'è Laganà che buca su un recupero di Salomone. Laganà servito da Bellucci, buca con i retrorazzi, Bellucci al servizio. Bellucci e la sua palla flottante, Salmena. Non una bella ricezione. Paradiso ha una bella alzata e sfrutta dalla sua altezza, sfruttando le mani del muro. È stata brava la Callipo qua a sfruttare il meglio, perché non c'era stata una bella ricezione, era molto bassa. Sì. 14-15. Raffaele al servizio. Raffaele Samuele. Salomone. Anche lui ha Matteo Dallagnol. Copertura. C'è copertura di Raffaele. Paradiso di nuovo. Matteo Dallagnol. Paradiso recupera. Servito Salmena. E passa Salmena. Salomone questa volta riceve bene. Vede anche Murato Laganà. E 16-15 passa in vantaggio. Time out Jolly. Sì. Time out Jolly, fa bene Polimeni. Non ha gestito al meglio il vantaggio che aveva la Jolly. Coach Pirumbolo che ce l'ha classifica con il numero 1 Paradiso. La classifica che vedete ora in diretta, la Jolly 5 Prondi 15 punti, il Conad 14 che sta perdendo però con il Pozzallo per 2-0. Queste sono le prime posizioni. Tonno Callipo adesso al servizio con il numero 4 Raffaele. Salomone riceve bene. Primo tempo, questa volta il nastro ferma la schiacciata. Intanto Murato Salmena è out. Chiedono il tocco, ma infatti. No, non c'era, ha colpito male la palla proprio. Quindi Jolly che stabilisce la parità. Adesso va al servizio con Matteus Dallagnol. non forza Matteus. Barbuto a primo tempo, Murato, Samuele Aprile, Bellucci per Laganà. Sbuccia la palla Barbera, numero 10 Barbera. Vabbè, non ha saltato bene il muro della Callipo, ha permesso lo spazio a Laganà. Visto che Matteus non ha forzato, Gabriele. Sì, andremo adesso? Di nuovo, sì. Anche adesso. Una flot per Barbuto. Molto flot, che Raffaele alza per Salmena che prende le misure. Chillemi, Murato, Chillemi. 17 pari, un bel muro della Callipo, assente la copertura nella Jolly 5 Prondi. Sì, c'era un buco proprio. Paradiso al servizio su Giovanni Chillemi che malissimo, però bravo. recuperano. Free ball che non è stata sfruttata. Doppia, non eri, sì. Però l'ha toccata il muro, infatti. No, l'ha toccata in caduta, gli è cascata addosso. Ecco. Quindi ritocco infatti in caduta. ha toccato la testa, sta parlando l'arbitro.
Sì, sì. Sì, L'arbitro mentre è scendeva. convinto, sì. Abbiamo il replay? Già mandato. L'arbitro è convinto che ha toccato Sì, anche con la testa, quindi sì, assolutamente, doppia. assolutamente in discesa dal muro. Alla flotte di Aprile, doppia di Paradiso, il setter della Callipo. Intanto Samuele Aprile al servizio. Sul 17-19. Ancora molto Raffaele riceve male e boom. sale in alto Laganà, servito da Raffaele. Non poteva fare di meglio. Sì, Adesso altro time out, il terzo del set. Secondo per la chiamato Callipo. sì, dal coach Chirumbolo. Ieri durante la partita di Serie A, Renato, anche lo speaker ha annunciato che oggi c'era la partita di Serie B tra la Callipo e la capolista Jolly. Sì, però ricordiamo che abbiamo comunque una partita in meno rispetto rispetto alla Conad della Mesia eppure alla e rispetto anche all'Erico Pozzallo. E infatti la Jolly, se non sbaglio, settimana prossima riposa. Esatto, settimana prossima riposiamo. Quindi più o meno si restabilisce la classifica. Guarda com'è affollato l'angolino della nostra panchina. Sì. Aprile, Raffaele di nuovo alzata, alza Nardi in doppia e si vede che non è alzatore. Non era eccessiva però, Gabriele. Però c'era, si è vista come ha girato la palla. Ho visto di peggio. Sì, però i centrali Morelli sempre alla fine i centrali hanno Morelli fatto al servizio, si fanno sentire di Salomone per Laganà che cerca il pallonetto, invasione, forse. E c'è invasione, sì. Chiamato dal secondo Persia e rilevato immediatamente, messo a verbale dal primo arbitro che si chiama, e certo, se è Cancelliere. 18-21 Palla Valencia con Laganà al servizio per la Jolly. Bella però fuori per poco, l'aveva vista dentro anche lui, fuori di poco. sì. Ci dicono che era in campo, noi abbiamo il replay? Non abbiamo il replay. I nostri amici qua a fianco, detto stampa della Callipo. Salmena tocca il nastro. Invasione. No. Tocca al muro. Non c'era l'invasione di Guilherme. No, ha toccato al di qua della banda. Non me ne ero accorto. Dell'asta. Sì. Lo stesso Chillemi ora al servizio. Primo tempo. Era gestito bene, Vediamo Bellucci adesso sceglie dall'Agnolo. Muro imperioso del numero 10 Barbera, che è altissimo e vola altissimo e lievissimo. Perché? C'era una canzone Barbera e Champagne, cos'era? Mentre al servizio Foti su Salomone. Laganà, la sua palla, la palla che è rimasta lì, è rimasta, si è insaccata nel muro, ha tentato Paradiso ma ha colpito di nuovo la rete e nessuno dei compagni poteva intervenire. Cambio, esce Matteo Savagnol, entra Anthony Imbesi, Mancino Anthony. 20-23. Nardi al servizio, vedremo se torna la sua spin. No.
Raffaele riceve bene, palla spinta recuperata da Bellucci, bella copertura alzata, ecco che Anthony Imbesi si fa subito sentire. Sfrutta, è stato un out. È indeciso l'arbitro, tocco, chiama tocchi alla fine. Io sinceramente non l'avevo visto, però infatti sta protestando la Callipo. C'è il tocco? Non si vede. No, io sinceramente non l'avevo visto, avevo visto il nastro. Noi rimandiamo la... Questo è il recupero di Bellucci, vediamo. Ok, ora il secondo è andato. Sì, non c'era un tocco secondo me. Il secondo comunque è andato dal primo, il primo ha segnato il punto alla Callipo. Tocco ora del numero 1. cerca spiegazioni anche lui. Tocco del numero 1 sul braccio. Adesso la Jolly non sta bene questa assegnazione. Adesso cambio nella Callipo, entra il numero 9 Sorrenti, esce il numero 4 Raffaele, altro giovane. 21-23 e al servizio è Barbera. Dopo questo punto contestato, Barrera. Ace. Grande battuta spin di Kevin Barbera. Adesso cambio di nuovo nella Jolly. Entra di nuovo Mateus, esce Anthony Imbesi. Adesso Polimeni ha qualcosa da dire ad Anthony Imbesi. 22-23 al Pala Valencia. Ancora Kevin Barbera al servizio. Ancora spin. Questa volta è out, si abbassa Mateus e lascia sfilare. 22-24, 2 i set point di questo primo set qui al Pala Valencia. Ancora cambio nella Callipo, entra il numero 5 e rientra Morelli. E poi rientra anche il numero 4 Raffaele al posto c'era Vivona, non me ne sono sono accorto che era entrato Vivona. Il numero 6 che ho dovuto aggiungere perché nell'elenco era in fondo. Bellucci al servizio. Salmena, Morelli, Bagher, Paradiso. Palla recuperata vediamo questa free ball. Barbuto per tocco del muro, Chillemi riesce a Barbera, Laganà e bella intervento di Barbuto. Free ball per la Jolly. Laganà questa volta senza bella muro. Portano fuori tempo Paradiso. Niente può fare Raffaele. Se gli danno campo libero alla Laganà lui punisce. Sì, perché bella alzata di Bellucci che poteva servire il suo centrale. Non è stata letta questa alzata invece in posto 2. Vabbè, ma anche nel riscaldamento ho visto Bellucci e Topoli. Sì, se le danno santa ragione, sai. Bellucci e Topoli che a proposito di Topoli, salutiamo i nonni. Salutiamo i nonni, se no poi dimentico. Okay. Stavo dicendo, provavano sempre l'alzata all'indietro verso l'opposto, da posto 2, nel riscaldamento, quindi evidentemente non riuscivano a trovarsi in quella posizione. Invece ho seguito diversi allenamenti e sai che praticamente ci sono 2 squadre, abbiamo mi pare 13 elementi e durante gli allenamenti se la danno di santa ragione perché fanno la partitella la sera. Sì, la partitella a fine allenamento. La pizza la paga chi perde. No, c'è squadra. Si è integrato anche Alessandro Tofoli, arrivato in ritardo. Sì, c'è questo gruppo. Ecco, diventa gruppo di amici alla fine. Se c'è qualcuno dei nostri amici cinquefrondesi, Tofoli ha chiesto la cipolla di Tropea.
Quindi se qualcuno ha delle cipolle di Tropea, la vera cipolla di Tropea, Topoli vuole assaggiare la cipolla di Tropea. Mentre Bellucci dice che l'anno scorso ha chiesto di essere accompagnato a Tropea perché non c'è mai andato e nessuno l'ha accompagnato. Quindi vediamo quest'anno di fare un viaggettino, magari questa domenica che siamo di riposo. E poi parlano tutti di Tropea, però intanto c'è Scilla che... inquadriamo la gente di Cinquefrondi. Sì, non ci sono pochi tifosi di Vibo. Ci sono i genitori anche di Alessandro Santacroce. Sento un tamburino ma non lo vedo. Salutiamo anche gli amici e i parenti di Bellucci. Non sappiamo che altro c'è che si... Comunque oggi penso tutti i papà e tutte le mamme dei nostri ragazzi, tutti i parenti. Parenti di Limberger anche che ci seguono. Dal Brasile, sì, sono partiti... Non faccio in tempo, vabbè, l'inquadro dopo. Al piccoletto di Limberger. Squadre di nuovo in campo al Palla Valencia. Jolly che parte in +1 con Bellucci al servizio, +1 anche nella Callipo. Confermati anche i primi 6 che sono partiti nel primo set. Bellucci palla flottante, se la cava, la ricezione della Callipo e poi attacco centrale con Samuele Aprile, la palla che torna nel campo del Vibo, azione un po' in confusione, poi sbaglia Salmena tenta questa conclusione, tutto sbilanciato e la palla finisce a rete. 1-0 Jolly. Vediamo se abbiamo dei risultati dal campo di Partanna. Intanto Salmena riceve e non si trovano Paradiso e Morelli in questo primo tempo. Bellucci al servizio per la Jolly. Oh, si ferma a rete questa va. Tanto Paradiso, Matteo Salagnol, Paradiso è ben posizionato, Morelli alza per Salmena, Salmena, bell'intervento di Giovanni Chillemi, alzata di Salomone ma non c'è nessuno, si ricomincia da questa parte, Salmena questa volta era ben piazzato, si tuffano Giovanni Chillemi e Salomone ma non raggiungono la palla. Venuti anche fino a qui i tamburi di Cinquefrondi. Eccoli dove sono, sì, li vedo ora. Paradiso di nuovo al servizio. Salomone per... sale alto, supera il muro la Ganà anche di Barbera e schiaccia centrocampo. Matteo Salagnoli al servizio. Tornerà alla forzata? No, neanche ora. Raffaele Ace puncia la palla. Stesso, sì, fa Ace lo stesso, nonostante la palla flot 2-4. Ancora Jolly, sempre in quella zona, Matteo Salagnol. Salmena, Salomone, bene, Lagana alto, palla spinta, Barbuto, Barbera, Salomone per Lagana, buona la palla, tocco del muro ma c'è Raffaele dietro che fa guardia.
Pallonetto cercato, quindi free ball. È out. Giovanni Chillemi che non sta trovando il campo. Ha colpito male. Sì, Giovanni non sta trovando. Sì, si è sentito anche da come ha colpito la palla. Intanto l'alzatore Morelli al servizio. Salomone. Giovanni Chillemi tenta questa volta una palla spinta, ma c'è un'invasione di tutti e due, di Foti e Barbera. Principalmente di Foti, perché Barbera se l'è presa con lui. Sì, uno ha spinto l'altro. 3-5. Samuele Aprile al servizio per la Jolly. Barbuto. Morelli, una doppia, era anche alzata male, non ci poteva arrivare Barbera. Di là abbiamo Barbuto, Barbera, Salmena, Salomone, Samuele. Ancora Samuele Aprile al servizio. Su Salmena, e Salmena si insacca ma presa la palla, ultima. Riflessi di Nardi, Sì. Muro, ma c'è invasione di Laganà? No, c'è invasione a Laganà. No, stavolta l'invasione è di Barbera. No. Protesta anche Chirumbolo. A me è sembrata un'invasione, vediamo nel replay, io non lo posso vedere, vediamo se c'è la regista. Dell'arbitro. Di Laganà? Sembra di Laganà. Sì, io l'ho visto proprio qua, davanti a noi, si vedeva in diretta pure che era di Laganà. Intanto Cancelliere mette a verbale e si va avanti. 3-7, sempre Samuele Aprile al servizio. Barbuto. Barbera, tocco del muro, ma cade anche in campo. Grandissimo attacco di Barbera qui. Sì, salta alto Barbera. Ha approfittato della buona ricezione. E la Callipo deve fare proprio questo se vuole vincere. Tanto Salmena al servizio. Salomone. Giovanni Chillemi ha tentato una diagonale stretta. Raffaele Murato tenta un tuffo. Morelli, ma non raggiunge la palla. Un bel, non so se si è visto, era inquadrato. Un gesto atletico, ma non va a buon fine. Sì, si è visto. Ci fanno segno, come diceva una vecchia televisione taurionovese, ci fanno un singa dalla regia. Tu non devi nascere ancora. Bella battuta di Laganà e bella risposta. Muro si ripete dalla parte opposta. Out. Ha tentato una palla spinta sulle mani del muro, tentando il braccio. Barbera. Adesso time out ancora chiamato dal mister Chirumbolo. Time out Callipo. Inquadriamo il pubblico, vediamo se salutano. Eccoli, hanno ricevuto il messaggio. Squadre di nuovo in campo su 4-9. Controlla la messa a fuoco sulla zoomata Gabriele. Laganà di nuovo al servizio. Barbuto contiene questa bomba di Laganà. Free ball per la Jolly. Vediamo se è un primo tempo, sì. Nardi buca il pavimento del Palla Valencia. Dobbiamo sfruttarlo di più Nardi quando avanti, avanti, perché sta andando sempre a punto. Ci mancherebbe, c'ha un braccio destro
quando tocca la palla. C'è anche il sinistro, Sì, quando non va col destro ogni tanto gli capita che manca la conclusione col destro, intanto qua sbaglia la Ganà. Aspetta, intanto c'è errore di formazione nella Tonno Callipo, è andata bene alla Ganà. Sì. Stavo dicendo, quando Nardi manca la conclusione col destro, gli capita di andare col sinistro, o in pallonetto, o forza anche col sinistro. 4-11, ancora la Ganà al servizio. Stavolta Barbuto contiene Salmena, c'è tocco del muro. Esce Barbuto, rientra Paradiso, mentre numero 3 Foti. (5-11) servizio Callipo, riceve Salomone, la Ganà molto forte, non trattiene. Chi era? Raffaele? ma più che altro era messo male con il corpo Renato. Sì, Morelli, e la palla finisce in tribuna. Aveva le spalle appunto rivolte verso la tribuna. Giovanni Chillemi, indicazioni di Polimeni, si sposta su Raffaele. Muro fuori, sì, il numero 10 ormai sappiamo, Barbera quando ha un'alzata perfetta la sale molto. 6-12, è proprio Barbera ad andare al servizio per la Callipo. Bella, contiene bene Matteo Sottima, attenzione, la palla torna nel campo Jolly. Continua ancora l'azione. Numero 4 Raffaele, non riesce il tuffo Salomone e questa palla sporcata dal nastro. Iniziano a farsi più interessanti le azioni in questo secondo set dopo i numerosi errori al servizio nel primo. Infatti nel primo abbiamo visto solo, se non sbaglio, una azione molto lunga. Barbera di nuovo, Barbera. (8-12) cambio nella Jolly. Giovanni Chillemi, entra Matteo Bonati, il giovane Matteo. Sì, Chillemi abbiamo visto fa fatica a cercare il punto. Polimeni adesso lo ha cambiato, vedremo come risponderà Matteo Bonati. Intanto Barbera al servizio per la Callipo, stavolta non la Salomone, sì, non forza. E primo tempo, sì. Ha toccato il muro, quindi l'ha recuperata Nardi. Giovanni Chillemi, fanno di tutto. Hanno tentato, si è alzata la ragazza della segnapunti per permettere il recupero a Raffaele. E mister Chirumbolo ovviamente non fa che i complimenti per il tentativo di salvataggio. 8-13, Nardi al servizio per la Jolly. Raffaele alza Barbuto per Barbera, out. Stavolta ha sbagliato, coordinato male, ha colpito la palla dal basso verso l'alto, mandandola quindi fuori. 8-14, Nardi al servizio. Barbuto, un cognome tipico vibonese, Gabriele. Raffaele però recupera la Salmena, Morato poi da Aprile, alza di nuovo Barbuto per Raffaele, non contiene bene Nardi e riparte la palla da quest'altro lato. Intanto era fuori, questa palla è stata presa
per sicurezza. Pallone non letto dalla Jolly. Che azione della Tonno Callipo, Renato. Abbiamo visto grandi recuperi, soprattutto quello iniziale sul servizio. Pallonetto, una bella ricezione con il muro che era andato controtempo ed era in discesa. Sì, tra l'altro stavo dicendo, quella ricezione molto difficile perché era quasi sulla linea. Sì. Raffaele su Salomone. Matteo Salagnol si insacca ma riprendono la palla, tocca la rete, toccato, mi è sembrato out. Mi è sembrato che ha toccato la rete. Sì. Dicono di no, è giocatore no, Callipo, assolutamente, 10-14. assolutamente. Infatti c'è una protesta. No, non l'ha toccato. (10-14). Molto tesa questa palla, va a finire fuori. (10-15), quindi al Palla Valencia adesso Jolly in +1 anche Callipo. Bellucci al servizio. Salmena riceve bene e viene servito, non ci arriva Salomone. Bello vedere i ragazzi della Tonno Callipo che si esaltano quando fanno un bel punto, giustamente. 11-15. Paradiso al servizio. Matteo, mamma mia. Matteo Bonati riceve malissimo e serve questa palla che tra l'altro aveva colpito pure un giocatore della Jolly su questa fortissima schiacciata. Non poteva farci nulla Salomone, ha tentato ad arrivarci in tuffo ma nulla. 12-15. Bonati stavolta riceve bene, la Ganà la sua palla, la sfrutta, trova lo spiraglio giusto, la Ganà. Era la sua palla. 12-16, Jolly ancora avanti. Dallagnol al servizio. Salmena riceve. Barbera non forza. Matteo, bravissimo, bravo Matteo, è stato bravo a coordinarsi Matteo Bonati qua. Schiacciata stretta, non poteva nulla la ricezione della Callipo. 12-17, adesso ancora Matteus Dallagnol al servizio. Barbuto, Murato, muro a 1 la Ganà. Muro a 1, salta al momento giusto la Ganà. Adesso time out ancora della Tonno Callipo, il secondo del set. Polimeni appunto parla adesso con Matteo Bonati. Se qualcuno ci può dare notizie di Pozzallo, sotto di noi ci sono tutti i dirigenti della Jolly, ma non sono tutti impegnati a guardare il cellulare. Vediamo se hanno pubblicato qualcosa sulla pagina Facebook. Sì. Comunque erano già 3-0 Pozzallo, 3-0 Pozzallo, 25-15, 25-21, 25-20. Quindi Pozzallo che vince contro Conad Lamezia, un altro scontro diretto. 12-18. Salmena riceve e doppia. Netta. 12-18. 19.
Tra l'altro ricordiamo la grandissima prestazione settimana scorsa della Jolly 5 Frondi. Sì, su un Pozzallo che nel primo set aveva tentato di stare dietro alla Jolly, poi è rimasta impietrita dal gioco sviluppato dalla nostra squadra. Raffaele riceve, questa volta l'alzata è buona, ed è out però, la schiacciata di ha cercato Barbera. di stringerla il più possibile perché Sì, c'erano le mani del muro. Ha tentato questa parallela, ma 12-20. sempre Matteo Solagnolo al servizio. Si ferma sul nastro. Cambio. Esce il numero 5 Morelli, entra il numero 2 Montesanti. Che va Molto al servizio giovane pure. questa Tonno Callipo, Gabriele. Più giovane addirittura rispetto a quella dell'anno scorso. Questo derby calabrese 13-20. Salomone, primo tempo, Murato, Samuele Aprile, ma la palla finisce out. 13-21. Era ben piazzato il muro della Tonno Callipo, ma il rimbalzo favorisce. Ecco che c'è un altro cambio, Gabriele. Giacomo Varamo. Esce Samuele Aprile ed entra il nostro giovanissimo Giacomo Varamo. Giacomo tra l'altro cresciuto presenza nelle giovanili della Jolly. Ha rappresentato anche la Calabria, sì. Ha rappresentato anche la Calabria nella scorsa stagione con la rappresentativa. Non era ace Quasi. quasi. La Ganà tenta un pallonetto. Salmena Out. è out. (13-22) ancora Varamo al servizio, il sedicenne Varamo. Ancora il jump float molto teso. Raffaele alzata ed è in campo la schiacciata del solito Barbera. Sulla sinistra appunto di Varamo che rimane lì impietrito, sì. Rientra Samuele Aprile dopo due battute di Varamo. Adesso esce ovviamente Samuele per lasciare Per fare il spazio cambio a al libero Salomone. Sì. Intanto alla battuta Salmena, lunga la ricezione della Jolly in attesa di questa battuta in salto, e infatti era molto fuori questa battuta. sì. 14-23, di nuovo cambio nella Jolly, ancora sempre al servizio. Esce la Ganà ed entra Tofoli. Entra Alessandro Tofoli, esce Bellucci ed entra Limberger Alberto. Ha alzato il muro. Sì. No, a questo punto chi alza? Tofoli. Tofoli, chi deve alzare? Però Tofoli non era entrato al posto dell'alzatore. No, ma alzato. All'opposto. Flottante di Tofoli. Sbagliata la ricezione della Callipo. E infatti Tofoli. È out. Si è fatto male, si è fatto male il numero 3 Foti. Eh sì, in caduta. Sì, una bella storta. Sì. Proprio come quelle dell'anno scorso di Samuele Aprile, quando scendeva a terra. 2 volte. Sì. A inizio campionato. Slogata la caviglia. È entrato in campo subito lo staff medico. Serve aiuto per tre, sì. Purtroppo. È stato fuori anche il numero 3 Foti. Anche l'anno scorso si è infortunato contro la Jolly un giocatore della Callipo. Subito applicato ghiaccio spray. Sì, la bomboletta però è vuota. No, ancora esce qualcosa, dai. 15-23.
E infatti adesso è pronto anche il cambio nella Callipo. Entra quindi il numero 7. Palmieri entra. È entrato il 7 Palmieri. Cambio con l'infortunato e dolorante Foti. Mentre qui sotto il secondo controlla quindi la formazione. Tutto ok? Si chiede formazioni il capitano Barbera. Indeciso. Adesso riferita la formazione. Tutto ok, si può ricominciare. Cambio. 15-23. Entra Paradiso, esce Barbuto. Libero. Palmieri al servizio. Busta di ghiaccio intanto per Foti. Matteo Salalagnol. No, stavo notando come l'alzata Tofoli, Sì. molto bassa, all'indietro. 15-24. È andata a buon fine. 15-24. Sono 9 i set point a disposizione di Matteo Bonati. Matteo Bonati ce n'ha uno. Recupera la Jolly con ma Matteo non Bonati, riesce, è out. È passata. Bravo qua Limberger, peccato però nella copertura sotto il muro di Salomone. Era passata la palla di Limberger. 16-24, altro set point sprecato dalla Jolly. E Barbera al servizio, vediamo un po'. Sempre la solita spin Out. fuori, out. 16-25, secondo set, andiamo al terzo. Quindi ripetiamo, Pozzallo che si porta avanti di 3 punti, quindi avrà 15 punti intanto alla fine di questa giornata. Conad della Mezia quindi rimane a 14. Foti viene portato negli spogliatoi da Metti externa subito. Externa. Ok, ci risiamo. Abbiamo avuto un piccolo problema con il cavo della telecamera. Siamo di nuovo qui. 16-25. Finito il secondo set al Palavalencia. Dicevo, in questo caso la classifica, la Ring Pozzallo a 15 punti data la vittoria contro Conad Lamezia, e quindi Conad Lamezia che rimane a 14. Quindi Hering ha vinto? Sì, Sì, con Conad, sì, è vero, scusami. No, voi pensate, ora stavo guardando le Doianni. Le Doianni Partanna, abbiamo notizie? No, non lo so. Io provo a urlare, guardo. vedere se sanno qualcosa.
Tanto vi ricordo di lasciare mi piace alla pagina Facebook dell'Edicolo di Pinuccio, di passare anche dalla pagina Instagram e di seguire anche le notizie sul sito www.edicolodipinuccio.it. Si riparte, squadre di nuovo in campo. 2-0 di set per la Jolly Cinquefrondi. Paradiso al servizio. Letojanni ha vinto 3-0, sì, 26-24, 25-22, 25-21. Tanto palla recuperata nella Jolly. Primo tempo. È out questa schiacciata di Bellucci che poteva essere sfruttata meglio. Comunque è rientrato in campo il Matteo Bonati. Sì, Matteo è stato mantenuto. Cambio. Matteo Salagnon riceve, Matteo Salagnon buca. Mamma mia. La palla va di là, buona la canale. Non ha avuto il riflesso Matteus Dalagnon, non poteva farci nulla. Però c'era stata una bella copertura. Quindi sì, il 6 della Jolly è cambiato rispetto ai primi due set. Confermato Matteo Bonati al posto di Chillemi. Salomone ma non sfrutta Salmena questo free ball e ci pensa, non sappiamo se era fuori ma la prende lo stesso. Matteo Salagnol oltre sbuccia la palla Salmena, ma il numero 2 Montesanti commette anche invasione. 2-1 Jolly, che adesso passa al più 1 con Bellucci al servizio. Si cerca la palla persa, eccola. Era andata in bagno un attimo. Bellucci quindi al servizio. Si ferma sul nastro. 3-1. È calata la concentrazione della Jolly. Sì. Montesanti adesso al servizio, se non sbaglio, sì. Sì. Molto Salomone. teso. Laganà, tocco del muro. C'è stato il tentativo del libero che è cambiato, Gabriele, che è Gugliardi, numero 13. Sì? Sì. No, adesso è tornato. Ora è tornato. Numero 14. È tornato Barbuto. Vabbè, hanno fatto questo cambio. Matteo Salagnol al servizio. Raffaele Bellazzata, bel muro. Monster block della Jolly. Bel muro. Sì. Barbera, murato. Monster block Jolly. Laganà colpisce questa palla. Cambiato anche alzatore. Quindi Montesanti in questo terzo set. Numero 2. Barbuto alza, Salmena La palla è si rimasta insacca sul muro Bonati Aprile. 4-3. Va al servizio per la Tonno Callipo Salmena, l'ex della partita. Salomone. Laganà, la palla era quasi la sua, in tuffo. Bello questo tuffo. Sì, in tuffo. Il nuovo libero Gugliardi. Bello anche l'alzata. Out. È sul... No, è out? Sì, sì. Sembrava sulla riga dal punto di vista. Hai visto che bella alzata di Alessandro Bellucci? Sì, 4 pari. E comunque sto notando la nuova tecnica di Chirumbolo, il doppio libero.
Sì. Un libero in difesa, un E libero un in libero si ricezione, ferma tanto alla sbaglia. solita battuta di Samuele. È la tecnica che ha usato anche Polimeni un anno. Samuele deve Con essere una coppia messo di solo a liberi. fare battute. 5-4. Palmieri al servizio. La Ganà, tocco del muro. Out. Colpita male anche questa palla. Sì. Nel campo Ha della tentato Tonno Raffaele Callipo, sì. su alzata di Barbera. 5-2. La Ganà al servizio per la Jolly. 5 pari. Perché ho detto 5-2 non lo so. Perché c'è sul tabellone il 2 del set. Bella battuta. Ace di la Ganà. Ace, dove Raffaele non trattiene e finisce nella fossa. Ma è il primo, se non sbaglio, di la fossa della Tonno Callipo di A1. la fossa dei Leoni. La fossa giallorossa. Sì. Era il primo ace, se non sbaglio, di Laganà in questa partita. Adesso sbaglia. Nastro. Ristabilita la parità, 6 pari. E Barbera dall'altra parte. Salomone. Laganà, palla in campo, angolata, era molto distante, curva la schiena Laganà e manda nell'angolino. 6-7. Matteo Bonati al servizio di questo set. Messo a riposo Giovanni Chillemi, spazio per il giovane della Jolly. Tanto Barbuto alza. Primo tempo come si sono trovati bene, primo tempo Di Nardi, che non è da un pezzo che non viene sfruttato. sì, è passato tra l'altro alle spalle di Bellucci. Sì, bello. Se l'è chiamata molto bene. 6-8, un bel punto della Jolly. Matteo Bonati al servizio. Raffaele, primo tempo questa volta, ma c'è copertura, ma c'è invasione. Peccato che c'era la copertura di Salomone. Una bella copertura. 7-8, di nuovo -1 Callipo. Coach Chirombolo che chiama chi era al servizio, il numero 4 Raffaele, che quindi esce, entra il numero 9 Sorrenti, cambia al servizio. Mentre ancora vengono prestate, si ferma sul nastro, vengono ancora prestate le cure a Foti, Gabriele, e ancora a terra, sì, caviglia. 7-9, Nardi è pronto al servizio per la Jolly. Niente, l'ha forzata ma non quanto la forza di solito. Barbuto e Barbera. Ah, c'era stata di nuovo la copertura della Jolly, stavolta con la Ganà. Sì, il muro non si gira in tempo. Sì, ma nessuno era pronto. Appunto, il muro era ancora tocco. impegnato a guardare la rete. Paradiso al servizio su Salomone, che sbaglia questa ricezione. 9 pari. Se non sbaglio è il suo primo errore in ricezione in questa partita, no? No, sempre nello stesso modo, con lo stesso tipo di battuta, quindi soffre Salomone su questa battuta. Debole. Vedrai che Paradiso ci riprova. 9, vediamo. Questa volta l'ha tirata troppo forte. Sì. Finisce out. 9-10. +1 tutte e due le squadre.
parte Bellucci al servizio per la Jolly. Ancora tesa, ricevuta bene, tacca da dietro il numero 10 della Callipo, Barbera, ha fatto un ottimo attacco, se la chiama. Adesso va al servizio Montesanti. Numero 2 riceve Matteo Bonati, Laganà, tocco del muro ma ha recuperato Salmena, ci prova. Bello. Murato, altro muro della Jolly, stavolta con Samuele Aprile. 10-11, ripassa in vantaggio la squadra cinquefrondese. Dallagnol adesso al servizio, cambia posizione su indicazione del mister Polimeni, vediamo se forza, ma sembra di no. Su Salmena, bella l'alzata e bella l'esecuzione. Mamma mia, anche in questo caso Barbera si è fatto sentire ogni volta che ha una palla del genere. Ma guarda quanto è alto. Sì, è più alto di Samuele, sembra alto quanto Nardi. Out intanto questa palla. Sì, Barbera intorno Samuele ai 2 Aprile metri. Al servizio. Primo tempo, Bellucci in copertura, Bonati, Barbuto, Murato. Il numero 9, Sorrenti. Era troppo schiacciata in avanti la Callipo, infatti appena il muro ha respinto questa palla nessuno c'era in copertura indietro. 11-13. Samuele al servizio, Samuele Aprile. Si ferma sul nastro. Di nuovo di nuovo Samuele sbaglia il servizio, è molto arrabbiato con se stesso. Anche l'anno scorso l'abbiamo visto in crisi nelle battute, poi è migliorato nelle ultime partite. Palmieri al servizio, lunghissima. 12-14. Jolly al servizio con il suo opposto Laganà. Molto forte, un altro no, ace, c'è niente da fare. Viene recuperato. Tenta Barbuto di lanciarsi. 12-15. Altro ace, quindi Laganà adesso chiama time out il coach Chirumbolo. Polimeni ne ha chiamato solo uno se non sbaglio in tutta la partita. Sì, primo Questo set su è 16-15. il quinto di Chirumbolo, li ha sprecati tutti in pratica. No, questo è il primo del terzo set. Primo del terzo set, però li ha sprecati. Ne può fare uno in questo set. Li ha sprecati tutti negli altri 2 set. Pronte le 2 squadre a rientrare in campo. Laganà al servizio, ricezione composta da Barbuto, Salmena e Salmena stesso che riceve. Barbera mette giù, parallela. Vabbè, non si deve lasciare questo spazio a Barbera.
Molto forte il servizio della Callipo, che riceve bene la Jolly. Con Salomone c'è la copertura sotto il muro, la palla torna nel campo della Jolly. Bellucci sceglie e trova Nardi. Sfruttato benissimo. Questi primi tempi chiede scusa a Nardi, a Barbera, dice tutto a posto, non ti preoccupare. Ok, abbiamo risolto un problema nel replay. Sì. Si ripeteva sempre lo stesso. Ringraziamo ovviamente chi ce l'ha segnalato da casa. Sì, quando abbiamo avuto il problema con la telecamera non era ripartito il replay e quindi l'ultimo... Tanto primo tempo, la copertura di Mateus Dallagnol. Laganà, ma bravo. Sotto il nastro Laganà. Era un replay dell'altro set. Dell'altro set. Bonati, tocco del muro ma c'è copertura dietro, aia, out questa volta. Avevamo paura di Barbera. Sì, di Barbera, ha detto vai, era molto alto. Aveva lo spazio, però impatta male. Sì, si è fatto prendere dalla fretta. Nardi al servizio per la Jolly sul 14-17 del terzo set, in diretta dal Pala Valencia di Vibo. Molto forte stavolta, finalmente ha iniziato a forzare. Salmena, tocco del muro, out. Anche Mateus ha colpito male la palla. Sì, si è sentito anche il botto. E Bellucci è stato tra l'altro costretto a fare un'alzata molto corta perché era lì. Paradiso al servizio su Salomone. Matteo Sallognol. Molto forte. Palla finisce fuori dal campo. 15-18. Bellucci al servizio. Salmena, primo tempo. No. No, era impossibile recuperare questa palla che... Sì, era avanzato troppo la Canà, poi la palla ha sbattuto sulla rete, quindi non ce l'ha fatta a mandarla nel campo della Tonno Callipo. Pensava che cadesse dritta, invece rimbalza sulla rete. Salomone di nuovo. Laganà, pallonetto. L'esperienza. Sì, l'intelligenza, ha visto un buco lasciato al centro. Ecco che esce Cugliardi e rientra Barbuto. Doppio libero come giocavamo qualche anno fa. Mateus Dallagnol. Ovviamente il coach Chirumbolo stava spiegando l'errore al libero appena uscito, adesso ace su questa jump float di Mateus Dallagnol e quindi 16-20. Mateus Dallagnol al servizio. Salmena, bruttissima. È andato in palleggio. Salomone da quest'altra parte. Pipe dentro. È dentro? Dentro. Ero coperto dal numero 9. Era nettamente dentro, poco prima della linea. (16-21). Cortissima. Questa volta però alza bene ed è murato. Monster block. Sì, Barbera. Non riesce a superare il muro della Jolly.
Time out Ed è ancora di time out. Chirumbolo. 6 time out chiamati in tutta la partita di Chirumbolo. Ah, ecco. Se no, 7. sono 7 in totale con uno del coach Polimeni. Sì, sul 16-15 del primo set ha sfruttato Polimeni. Mentre ancora il secondo arbitro parla con il referto. (16-22) squadre di nuovo in campo. Temperature qua in tribuna stampa alte. Abbiamo i ventilatori dietro di noi, i condizionatori. E intanto pasticcio nel tonno callipo. 16-23 con una ricezione non facile perché la palla era molto tesa. Ancora Mateus Dall'Agnol, se non sbaglio, quarto o il quinto. Di nuovo Ancora Ace. Sì, di nuovo si Mateus disturbano Palmieri per e 2 punti di Sorrenti. fila, pure nello scorso punto della Jolly. Adesso match point 8. della Jolly. 8 match point disponibili a disposizione della Jolly per chiudere questa partita. Salmena, tocco del muro, recupera. Bravissimo Salomone. Bello però un'alzata. Bello, Matteo Bonati Matteo. sfrutta, spinge questa palla sulle mani di Salmena. Vabbè, c'è stato anche il merito di Salomone con Sì, un con ottimo questo recupero. tuffo, un bel recupero, bravo Bonati. Quindi Infatti vedi, segui Bonati, lo stanno si stanno complimentando tutti i compagni. Era già entrato molto di Bonati, furbizia. è la prima volta quest'anno? no, era già Era già entrato in entrato, altre però partite. ha fatto un intero set, un set e mezzo quasi. Sì. 16-25, quindi il terzo ed ultimo set della partita. Jolly che risponde a Pozzallo e adesso deve solo riposare alla prossima settimana per Quant'era poi il andare Pozzallo? in casa al Palabonini. Pozzallo è dietro di 3 punti, quindi opportunità della Jolly per rimanere comunque in vetta alla classifica con questa vittoria e con la sconfitta della Conad, che era Guarda la diretta come si sono inseguitrice. riuniti i giocatori della Callipo a parlare degli errori commessi con il coach Chirumbolo che Intanto figura tuffo. sì, tuffo della Jolly per esultare sotto ai tifosi della Jolly, che adesso inquadriamo. Dicevo, il coach Chirumbolo che cura nei minimi dettagli i suoi ragazzi, li vuole Sì. far crescere. Adesso ancora sono Subito. riuniti a cerchio. Eccolo qua, sta ancora discutendo con i suoi. Non ci resta che salutare tutti coloro che ci hanno seguito questa sera. Mi spiego meglio, ma il mio regista mi richiamava. Dicevo che siccome noi riposiamo e abbiamo 3 punti di vantaggio sulla seconda, che è il Pozzallo, se dovesse vincere il Pozzallo sabato prossimo saremmo in condominio. Sì, Saremmo primi probabilmente perché abbiamo Scontro diretto. uno scontro diretto, probabilmente la differenza. Vedremo. Per ora godiamoci questa vetta. non ci resta che salutarci, ripeto. Noi passiamo all'appuntamento tra 2 settimane. A Tra questo 2 punto, settimane a dove Palabonini. andremo? Mi sembra a Catania. In casa, a Palabonini. No, siamo fuori. No, siamo in casa. In casa. No. Mi pare di aver visto in casa. Vabbè. Con i nostri potenti mezzi andiamo a vedere
Allora, datemi il tempo di aprire. Se vi va, vi teniamo compagnia anche fino a stasera, no? Ecco qui, pronti, via. Vi diciamo subito la prossima Allora, partita. saremo a Catania. Catania. Vedi? Ah, Siamo a Catania con l'Algoritmi il 10 dicembre. Quindi la prossima in casa sarà sabato No, il 16 dicembre. il 16 dicembre contro le Toianni. Va bene, quindi passiamo l'appuntamento quindi tra 2 settimane a Catania. Noi ci salutiamo, una buona serata a tutti quanti. Arrivederci fra 14 giorni. Ci riposiamo.